Appuntamenti in agenda per venerdì 5 settembre. Si conclude a Chiavari la Summer School of Philosophy, che ha previsto sessioni seminariali per approfondire le intersezioni tra le evoluzioni della cultura e i principi antropologici che stanno alla base della modernità. Appuntamento conclusivo dalle ore 9 nella sala conferenze dell'Hotel Stella del Mare di Chiavari. Prosegue a Santa Margherita Ligure l'iniziativa culturale Liguria in Navigazione, organizzata dall'Associazione Gente di Liguria con il patrocinio del Comune e del Civico Museo del Mare. La mostra resterà aperta al pubblico fino al 7 settembre con orario 10-12 e 17-19. Prosegue fino al 18 settembre la mostra Rinascita, colore e vibrazione di Roberta Vila alla Galleria di Santa Margherita Ligure Cella Art Gallery. La mostra sarà aperta con i seguenti orari 10:30, 13 e 16-19. Seconda edizione del torneo parrocchiale di palla veloce rivolta a ragazzi e ragazze dai 14 ai 28 anni. Trova alle 15:30 nel campetto in via Don Giuseppe Sannazari a Graviglia di Carasco. La Proloco di Castiglione Chiavarese organizza alle 17 nella biblioteca civica la conferenza Cambiamenti climatici e pesca dei nostri mari, prodotti ittici in tavola nei prossimi anni, come cambierà la nostra alimentazione. La conferenza è tenuta da Fabio Fiorentino. Il Borgo di Repiane ospita la prima edizione di Vini in Compagnia, una 3 giorni con degustazioni di vini da tutta Italia abbinati a salumi e formaggi regionali, con stand tematici, musica, balli e mostre artistiche. Appuntamento dalle 18. Sempre alle 18, ma alla libreria Feltrinelli di Genova, Carlo Penco presenta il suo libro Complotti tra narrazioni e fantasie. La Società Economica di Chiavari ospita la mostra personale di Ivana Baronetti dal titolo Rifiorire nella vibrazione dei gessetti, che si terrà fino al 14 settembre in Sala Garaventa. L'esposizione sarà visitabile tutti i giorni dalle 18 alle 20:30. Prima edizione di Nocciole in Festa, festival etnoantropologico della Valle Sturla, che si terrà a Mezzanego, Borgo della Nocciola. 3 giorni di cultura, tradizione e gusto con laboratori, visite guidate, escursioni, laboratori per ragazzi, conferenze, musica e gastronomia, l'inizio alle 19. Ultimo appuntamento della rassegna estiva del Ballo Liscio a Chiavari, in programma nella tensostruttura della Colmatina, alle ore 21:15 in compagnia dell'orchestra di Giacomo Zanna. La Silent Disco sbarca a Camogli per la prima volta, appuntamento dalle 21:15 sulla spiaggia del Rivo Giorgio con musica in cuffia per ballare in riva al mare.